E il Santo Padre ha fatto il suo ingresso in Aula Paolo VI, un'aula gremita di circa 7.000 pellegrini, come ci comunica la Prefettura della Casa Pontificia. Noi ci apprestiamo a seguire questa nuova udienza generale, ricordando che poi domani mattina, poco prima di mezzogiorno, il Santo Padre incontrerà in un'udienza speciale nella Basilica Vaticana la Caritas in occasione del 40° anniversario di vita. Ma ascoltiamo il Santo Padre. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E cum spirito tuo. Dal Vangelo secondo Matteo. Ho deposto i frutti della seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi ai piedi della Vergine Santa, venerata in Benin specialmente nella Basilica dell'Immacolata Concezione di Cristo e nel suo Vangelo nella loro vita quotidiana. In questa fase cruciale dell'intero continente, la Chiesa in Africa, con il suo impegno al servizio del Vangelo, con la coraggiosa testimonianza di solidarietà, potrà essere protagonista di una nuova stagione di speranza. Religious sisters from Nigeria, from South Korea, pilgrims from Jongdong Parish in the Caritas Fachseminar für Altenpflege. Biuro turystyczne Gold Tour z Prudnika. Un saluto in croato. Od srca pozdravljam sve hrvatske hodočasnike. Posebno na Račoču pozdravljam svećenike i vjernike grko-katoličke križevačke biskupje, prevočene njihovim pastorim, monsignorom Nikolom Kekićem. Dragi prijatelji, započeli ste u vašoj eparhiji proslavu jubileja 400 godina ocjenjenja Rimskom crkvom i upostavi grko-katoličke eparhije i marči. Ovim hodočašnjačem na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujete za sve darove koje ste primili. Vaša višestoljetna povezanost s rimskim biskupom neka vam pomogne biti graditeljima crkvenoga zajedništva kršćanskog istoka i zapada. Dok se pridružujem vašoj zahvali, sazivam nad vas zaštitu presvete Bogorodice, te vas blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dei giorni trascorsi in Benin, dove ha firmato e consegnato ufficialmente alle comunità ecclesiali africane l'esortazione apostolica Africe Munus, esortazione apostolica post-sinodale. In questa fase cruciale per l'intero continente, ha affermato il Papa, la Chiesa in Africa, con il suo generoso impegno al servizio del Vangelo, con la coraggiosa testimonianza di fattiva solidarietà, potrà essere protagonista